Una tragedia che si è consumata in pochi minuti. Fausto Zampieri, 61 anni, originario di Campolongo Maggiore ma residente a Camponogara, sempre nel veneziano, questa mattina insieme ad un gruppo di altri sub ha raggiunto il laghetto artificiale alla baita al lago a Castelfranco. Indossata l'attrezzatura intorno alle 10 si è immerso. A riva sono rimasti gli altri compagni e sono stati proprio loro ad accorgersi che qualcosa non andava. Era a quel punto che lo hanno fatto risalire e hanno iniziato subito le pratiche di rianimazione. Tra i primi ad arrivare il titolare del ristorante con un defibrillatore. Ho portato giù il defibrillatore, però era già troppo tardi perché si è sentito male giù. E dopo, come mi hanno detto loro, e dopo non so, ho cominciato a pompare, c'era anche un medico là, però così è successo. A guidare le prime manovre di rianimazione un medico presente sul posto. Sul gruppo c'era un medico, ha fatto di tutto, è arrivato l'elicottero, l'ambulanza, però non c'è stato niente da fare. I tentativi di rianimare Zampieri sono poi proseguiti con i sanitari del SUEM intervenuti, con l'elicottero e un'ambulanza, ma purtroppo per il 61enne non c'era più nulla da fare. Forse all'origine della tragedia un malore che avrebbe colpito l'uomo durante l'immersione. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione per ricostruire quanto accaduto. Alla baita al lago nel frattempo sono arrivate anche le figlie e la moglie di Zampieri travolte dal dolore. Una notizia, quella della scomparsa del sub, che ben presto è giunta a Camponogara, dove viveva. Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta l'amministrazione comunale per la morte di Fausto Zampieri. Sono vicino alla famiglia. Le parole del sindaco Antonio Fusato.